Porto Empedocle da circa un mese è il primo punto di approdo per gli immigrati. Dopo la recente guerriglia avvenuta a Lampedusa, il Viminale, dichiarando il Molo Favarolo porto non sicuro, ha individuato in quello empedoclino il nuovo punto di riferimento sul fronte immigrazione. Una decisione accolta con favore dal Comune, nell'ottica del rispetto del valore dell'accoglienza, che oggi però presenta il conto. È quello relativo alla pulizia dello scalo, che è da 3 mesi sul groppone dell'amministrazione Firetto, che stamani ha inviato una nota al Viminale. Da sempre se n'è occupata della pulizia il Ministero. In realtà la pulizia che ha assicurato, come è notorio, è stata sempre carente. Il Comune ha effettuato dei servizi integrativi in maniera costante e sistematica, gravando il costo evidentemente sulla collettività empedoclina. Qualche mese fa invece hanno tentato il lascio raddoppia e quindi hanno scritto dicendo che non effettuavano più il servizio di pulizia. È evidente che noi non possiamo sopportare un porto che è lasciato a se stesso, essendo un asset nei confronti del quale c'è tutto un dispendio di energie da parte dell'amministrazione comunale della città, perché un porto che funziona è una città che deve funzionare. Ragione per la quale abbiamo noi assicurato questo servizio, continueremo a farlo, ma abbiamo chiesto al Ministero che ci rimborsasse gli oneri che stiamo sostenendo. Una bellissima lettera che è veramente molto singolare nella prosa e anche nel contenuto ci indica che non ci sono soldi e quindi il problema non esiste. Non essendoci soldi non si fa pulizia. È evidente che noi in questo modo non sopportiamo questo tipo di risposta. Del resto tutte le volte che si muove qualche cosa in porto, proprio perché è di interesse nazionale, bisogna svolgere un'azione che è molto complicata e lenta. Vorremmo che si possa essere padroni del proprio porto, ma nello stesso tempo chi ha obblighi da assolvere li assolva. E in queste ore sarà presentata anche un'interrogazione parlamentare dal senatore D'Alia, capogruppo dell'UDC. Mi aspetto che altri deputati o senatori di questa provincia si accodino con forza a questo grido di protesta che arriva da Porto Empedocle, ma che arriva dalla Sicilia. Intanto prosegue la protesta dei lavoratori della società Lampedusa Accoglienza, che gestisce nell'isola i 2 centri di accoglienza. Lamentano il mancato rinnovo della convenzione scaduta lo scorso 30 settembre. I dipendenti protestano il mancato pagamento di 3 mensilità e dalla settimana scorsa per molti di loro è scattata la cassa integrazione.